Spiaggia sabbiosa e mare cristallino, in una afosa giornata di 20 milioni di anni fa. Un boato spezza la quiete, una colonna di ceneri si leva da un vulcano. Un movimento tra la vegetazione tradisce la presenza di un coccodrillo. Nei bassi fondali un guizzo mette in allarme un branco di pesci. È un gigantesco squalo, ma lui è alla ricerca di prede ben più grosse. Ci troviamo nel geosito paleontologico di Duidru, siamo nel territorio di Genoni, un piccolo paese del Sarcidano, quindi siamo nella Sardegna centrale. Qui sulla mia destra siamo alle pendici dell'altopiano basaltico della Giara, quindi siamo in una cornice paesaggistica davvero importantissima. L'interno di questo geosito è particolarmente ancora più importante da un punto di vista geologico e paleontologico perché casualmente, come molto spesso succede, durante dei lavori di scavo sono venuti alla luce delle superfici con delle rocce al cui interno noi possiamo trovare migliaia, letteralmente migliaia di fossili che raccontano un passato lontano di circa 20 milioni di anni fa. Lo studio di questi fossili in particolare ci ha permesso di capire tanto del paesaggio che vediamo oggi. Per esempio, certi ricci di mare presentano una struttura davvero diversa rispetto a quella che conosciamo oggi e sono ricci di mare che oggi però possiamo trovare per esempio nei mari tropicali. Quindi il ritrovamento di questi fossili ci ha permesso appunto di ricostruire un viaggio che torna appunto 20 milioni di anni fa, dove la Sardegna era ricoperta per buona parte da un mare tropicale. Oltre a questi ricci, a queste bellissime conchiglie, abbiamo fatto delle scoperte davvero eccezionali. Nella parte alta del geosito abbiamo scoperto un dente di coccodrillo ed è difficile magari immaginare che in Sardegna appunto potessero esserci coccodrilli, però non sembra così tanto strano parlare appunto di coccodrilli appunto in un ambiente tropicale come quello che avremmo visto qui 20 milioni di anni fa. Fra le scoperte più eclatanti che abbiamo fatto qui a Genoni sicuramente c'è stata quella dei denti del megalodonte. Il megalodonte era uno squalo vissuto appunto circa 20 milioni di anni fa ed estintosi circa 2 milioni di anni fa ed era uno squalo simile allo squalo bianco, quindi lo squalo che conosciamo ancora oggi, però almeno 2, 3 o 4 volte più grande, quindi uno squalo che poteva arrivare addirittura a 20 metri di lunghezza. Era uno squalo che per la sua dieta, insomma per la sua mole, doveva consumare almeno 1-2 tonnellate di carne al giorno, quindi uno squalo che essenzialmente si cibava di balene. Però noi qui a Duidru abbiamo trovato resti di denti e quindi abbiamo avuto la prova concreta della presenza di questi squali giganti che si aggiravano in questi mari tropicali della Sardegna di 20 milioni di anni fa. Nella parte ancora più alta del geosito vedremo anche tracce di terremoti, quindi antichissimi sismi, antichissimi terremoti che hanno letteralmente sconquassato il fondale marino lasciando delle tracce che noi chiamiamo in germine tecnico filone nettuniani, quindi delle spaccature proprio prodotte dal sisma, quindi delle fratturazioni del fondale marino riempitesi successivamente di sabbia. Oltre ai filoni nettuniani abbiamo un'altra importantissima testimonianza di antichi terremoti che si sono verificati qui circa 3 milioni di anni fa ed è la presenza di una faglia, quindi una grande frattura della crosta terrestre dove c'è stato proprio un movimento e qui a Duidru si vede benissimo perché metà della collina si è abbassata di circa 3 metri. Adesso andremo a vederla. Alle mie spalle c'è la faglia, quindi questo grande movimento della crosta terrestre che a Genoni si può vedere in una maniera davvero didattica, davvero esplicativa di questo movimento. Le faglie sono sempre legate ai terremoti perché quando si verifica un terremoto appunto c'è questa spaccatura della crosta terrestre e qui a Genoni questo movimento della crosta terrestre si vede con un movimento di circa 3 metri della parte alla mia sinistra che si è appunto ribassata rispetto alla parte alla mia destra. Questo ci riporta indietro appunto a circa 3 milioni di anni fa, quando la Sardegna ha attraversato un periodo di attività sismica abbastanza intenso. Periodo che comunque ancora non è finito, benché sia in maniera molto più blanda, anche tutt'oggi in Sardegna si verificano dei piccoli terremoti che comunque non ci devono far allarmare, ci possono far dormire comunque sogni tranquilli. Ci troviamo a Tseparamanna, uno dei due piccoli coni vulcanici che circa 3 milioni di anni fa hanno dato origine alle colate di lava che hanno ricoperto tutto quell'altopiano che poi diventerà l'altopiano della Giara.
La cosa particolare è che con uno sforzo di immaginazione dobbiamo pensare che sopra la mia testa ci fosse un piccolo vulcanetto, probabilmente alto altri 30-40 metri rispetto all'attuale, dalla quale appunto fuoriuscivano questi fiumi di lava che hanno ricoperto tutta l'aria. La successiva erosione di questo piccolo vulcano ha messo a nudo le rocce basaltiche, quindi il cuore proprio di questo piccolo edificio vulcanico, che nasconde anche dei segreti particolari, perché all'interno di queste rocce ci sono dei piccoli minerali che ci raccontano anche il viaggio che ha fatto questa lava da più di 30 km di profondità e risalita fino alla superficie, appunto andando a costituire la lava di questo grande vulcano. Ci troviamo sulle sponde di Pauli Tramatsu. Questa è una risorsa importantissima non solo per i cavallini, ma anche per una fauna di piccoli crostacei che, pensate, sono rimasti praticamente identici da circa 270 milioni di anni fino a oggi. Sto parlando dei Triops o dei Lepidurus. Hanno delle differenze anatomiche davvero difficili da guardare a occhio nudo, però rappresentano appunto una fauna comunque da tutelare e da conservare, ed è proprio tipica di questi piccoli specchi d'acqua. Questi piccoli crostacei hanno un ciclo di vita abbastanza particolare e soprattutto breve. Pensate che il loro periodo va grosso modo da aprile fino a fine maggio, però hanno una caratteristica molto particolare. Praticamente le loro uova possono rimanere anche 10 anni all'interno del sedimento in attesa delle condizioni climatiche per potersi schiudere e dar vita a una nuova generazione dei Triops. E questa potrebbe essere anche una chiave del loro così, diciamo, folgorante successo attraverso le ere geologiche.